Due eccellenze in campi diversi, quello sanitario e quello agricolo. Da una parte la fondazione della Banca degli Occhi del Veneto, centro di riferimento regionale per i trapianti di cornea, dall'altra la blasonata Cantina Maculan. Al ristorante 3 volte stellato Le Calandre di Rubano in provincia di Padova è stato presentato il vino donato in 300 bottiglie, selezionate e numerate dalla prestigiosa cantina di Braganza alla fondazione. Grazie anche a progetti come questo, il Santa Lucia, che oggi viene ufficialmente presentato nella sua 4ª edizione, in questi 4 anni siamo riusciti a costruire e a far funzionare pienamente un laboratorio che produce cellule staminali degli occhi, con cui curiamo alcune malattie che fino a pochi anni fa non avevano speranza di terapia. Questa è un'occasione anche per ringraziare i tanti sostenitori che vi vogliono bene. Assolutamente. Oggigiorno il problema del finanziamento della ricerca è un problema importante. Noi utilizziamo anche e viviamo grazie a una rete di sostenitori e una rappresentanza di essi è qui oggi a sancire ufficialmente l'inizio della 4ª edizione del vino Santa Lucia. Di colore rosso rubino intenso, il Santa Lucia 2011, un vino in merlot in purezza. Come sempre faccio riunire una commissione di esperti e di consumatori e metto a loro disposizione 8 dei miei migliori vini e loro ne scelgono uno. La commissione è numerosa, pertanto per la legge dei grandi numeri sicuramente sceglie il migliore. Non può che essere un vino molto buono. Ed è nello stile Maculan, con profumi di frutta rossa, di spezie e in bocca bello, rotondo, robusto, ricco, lungo, speziato, intrigante, interessante, buono da giovane ma in grado anche di invecchiare per molto. Questa è proprio l'essenza del Santa Lucia, come sottonome è vino che fa bene alla vista, perché raccogliamo dei fondi per la ricerca sulle cellule staminali e contemporaneamente uno si porta a casa un oggetto bellissimo e buonissimo e fa anche un'opera buona. A Fausto Maculan sono stati consegnati 2 bicchieri di vetro artistico di Murano firmati e donati dal maestro vetraio Simone Cenedese. E questi 2 bicchieri che noi abbiamo donato a Fausto Maculan sono l'inizio di una piccola serie che il mastro vetrario Cenedese ha donato a Fondazione Banca degli Occhi come proprio simbolo di ringraziamento anche nei confronti di chi sostiene la ricerca, facendo esso stesso poi un gesto ovviamente di generosità al nostro fianco. E questo è un po' un lato di questa partnership che abbiamo stretto con i maestri vetrai che per quest'anno intanto disegneranno e creeranno le nostre bomboniere solidali. Il ricavato di queste bomboniere andrà a sostegno del lavoro dei ricercatori della Fondazione Banca degli Occhi. In questi anni, grazie alla solidarietà, si è fatto molto. Sì, la raccolta è stata davvero molto interessante. In 3 annate abbiamo raccolto circa 150.000 euro da amici, da sostenitori, da aziende, da fondazioni che hanno voluto darci la fiducia e dare la fiducia a investire nei progetti di ricerca. I progetti di ricerca di Fondazione Banca degli Occhi sono progetti mirati a sconfiggere le malattie oculari. Vengono portati avanti nei nostri laboratori da circa 7 ricercatori e il nostro compito è quello di dare risposte concrete per sconfiggere le tante malattie oculari che ad oggi non riusciamo ancora a curare.